Ma buongiorno Renzo. Buongiorno a Buongiorno a tutti. tutti. Professor Maggi, Ciao, siamo Renzo. tornati nella nostra location. Un quasi freddo. No, però non si sta neanche male, dai. No, Poi siamo però ormai in febbraio ormai abbiamo beh, già un clima da primavera. c'è un'aria fredda. C'è freddo, ma però l'estate è corto. È corto, E quindi è corto, e questo è un è bel lavoro. E corto, è corto. poi piove Com'è- piovuto tanto fino adesso, sì, però com'è la filastrocca? Di 28 CNU, 30 giorni a a settembre. novembre, con aprile, giugno e settembre, Giusto, 30 giorni a novembre con aprile, giugno e settembre, di 28 ce n'è uno, tutti gli altri ne hanno 31. ok. E quindi siamo in quel 28. Allora, quante cose perché ultimamente facciamo qualche salto del. È vero, Questo ma è un po' per colpa mia, ho avuto un po' problemi che intanto come sta? mia moglie è caduta, Sua lo dico moglie sta per- bene? ma comincia, è dura, quando ci si rompe qualche osso. Mamma mia. Tu ne sai qualcosa. Non lo dica a me, Tu ne sai qualcosa. non lo Quindi, dica a me. auguri a mia moglie. Auguri a tutti coloro che hanno a che fare con gli ortopedici. Di cosa vogliamo parlare oggi? E potremmo parlare del fatto che è stato eletto il nuovo presidente della provincia. È stato riconfermato il nostro amico Enrico Ferrarese, È stato già rieletto, sindaco sì. di Stienta. Ancora sindaco di Stienta. Sì, appunto, Già sindaco di Stienta, ancora sindaco. Quindi bravo Enrico, complimenti. Ecco, noi due facciamo i complimenti ma pensate amici spettatori, anzi amici in grande, amici, pensate, il professor Maggi è un uomo di Po, perché vive fra Taglio di Po e Portoviro, è uomo di Po. Il nuovo presidente della provincia, riconfermato che è quello di prima, si chiama Ferrarese ed è un uomo di Po perché abita a Stienta. Quindi solo che l'acqua del Po passa prima davanti a casa di Perché Ferrarese l'ha lui. e quindi Allora, il ruolo della provincia, secondo te deve essere ristrutturato o può andare bene così? Perché non è che abbia tanti poteri poi la provincia. Allora, che dovrebbe essere, ti dico anche un paio di mie impressioni. Partiamo da questo. Secondo te il ruolo sarà rivisto? Perché c'è qualche progetto in atto di rivedere funzioni e ruoli del Presidente della provincia in generale? sì, diciamo la verità, il ruolo della provincia è stato ridotto a niente perché quando Renzi era Presidente del Consiglio e capo del PD e capo dell'area di sinistra del nostro paese, voleva abolire le province. Siccome l'abolizione delle province non la puoi fare solo perché è un organo costituzionale, la puoi fare solo con referendum costituzionale, lui nel referendum che fece qualche anno fa, dove fece una riforma, propose una riforma complessiva, dentro c'era l'abolizione delle province e fu sconfitto. Però nel frattempo aveva fatto approvare una serie di leggi che toglievano il risultato e viene fuori una cosa che mi consenta ridicola. Sì, ridicola. Parlando di provincia, ma parlando anche dei nostri comuni molto piccoli, eccetera, fusioni, non fusioni, IPA, non IPA. Dovrebbe essere la provincia a riorganizzare la nostra struttura? E quindi nel senso che se si parla di IPA che dovrebbe essere questa concentrazione di tecnici che gestiscono tot comuni, certo. Invece di fare un altro ente non potrebbe essere sufficiente che possa essere la provincia a farlo? Sì, ma le varie leggi che stanno preparando per ridare un po' di competenze alla provincia sono tutte buone, solo che il Presidente del Consiglio, la nostra Presidente Meloni, siccome costano, allora ha dato lo stop, che erano una è già passata in un ramo del Parlamento, dando lo stop perché c'è un costo complessivo notevole e il risultato è che, scusi la battuta veneta, siamo a mezza vigogna, per cui non è quello di prima, non è quello del futuro e vi vacchiano. L'unica vera grande competenza che hanno diretta è la gestione delle strade, che quello è la cosa più dispendiosa. Mamma mia. E l'altra gestione immediata è l'urbanistica, le autorizzazioni ambientali. Ma per il resto, la molto provincia, spesso poi sono superate dalla regione. Quindi.
Dipende dalle competenze, cioè dipende dalla dimensione dell'impianto. Se la dimensione è alta tocca a Regione, se no tocca a provincia. Ma tenia mai il cuore a pensare che prima la provincia era un ente importante, adesso ridotta a un ruolo ancillare, un ruolo che rispetto a prima te viene mai, mi scusi la Sì, battuta. però ritornando al discorso delle IPA, eccetera, c'è bisogno di un altro ente in più, no? No, c'è già, Quindi appunto perché non sfruttare siccome ma il assolutamente. progetto sarebbe di fare un altro ente No, ulteriore. no, il progetto sarebbe di ridare alla provincia competenze, non quello di fare un altro ente. È il progetto o l'idea? No, l'idea. Il progetto mi sembra sia quello delle IPA. No, ma sono tante, Sì. sa, le IPA sono. Comunque sono un fattore sempre all'interno. Bisogna non togliere competenze, bisogna semplificare i rapporti con l'amministrazione piuttosto che aumentarli. Il problema vero è che, come diceva Mao Zedong, grande la confusione sotto il sole, sotto le stelle, però lui diceva però, siccome è grande la confusione, le condizioni per fare la rivoluzione sono ottime. Per fortuna non è così, Beh, in Italia non siamo portati a fare le rivoluzioni. ma neanche per Noi sogno. proprio non ce l'abbiamo del Ma DNA. ma neanche per Perché vale sogno. sempre la regola con Francia, con Spagna, purché si Purché se mangia. magna, si diceva. Sì. Francia o Spagna, basta che se Basta magna. che si mangia, quindi noi non siamo francesi. No, non siamo Non francesi. c'è- Cioè, non abbiamo la grandeur Non abbiamo la francese, però siamo persone con i piedi per terra. Però ecco, vorrei spezzare una lancia a favore o una freccia a favore della Meloni. 5 anni, quasi 4 anni circa, di continuità governativa stanno dando, anche se ha commesso commette errori, manchevolezze, però sull'economia sta dimostrando, avendo una grande linearità, il nostro paese piano piano si sta tirando su. Sa qual è il nostro grande difetto? Che quando un italiano si mette insieme a un altro italiano e spera sempre di fregare lo Stato e non pagare tasse e ciavare che è altro italiano. Mi scusi la battutaccia, ho detto male. No, non è sbagliato. Però l'ultima riflessione. Se non cambia la provincia, prima o dopo il sistema si collassa. Senza dubbio, perché i comuni sono troppo piccoli. Siccome qualcuno ha detto che è una questione ovvio di un anno, 2, 3, dopo qualcuno deve intervenire. E se interviene con la CETA è Presumo molto facile che la dimensione della provincia di Rovigo perda moltissime le caratteristiche. faccio una piccola previsione. Interverrà la legislatura prossima, perché questa infine legislatura nessuno mette mano a riduzione di comuni, nessuno, perché ha paura di scontentare. Fatta le elezioni, dopo probabilmente si aprirà, sicuramente si apre una stagione riformista, molto con riforme. E come sempre lo scopriremo Solo vivendo. Ciao. Arrivederci, buona giornata. È sempre Professor piacere parlare con Maggi. te perché sei un pozzo di cultura politica. Lei mi fa sempre diventare rosso, quindi arrivederci.